Il Consiglio regionale del Veneto, riunito in seduta straordinaria a Punta Serauta sulla Marmolada, zona monumentale della Prima Guerra Mondiale del Novecento, ha approvato la mozione per far rispettare il protocollo d'intesa sottoscritto il 13 maggio 2002 tra Regione Veneto e Provincia di Trento sui confini tra i due enti messi in discussione dal comune trentino di Canazei. Al termine del dibattito il Consiglio ha approvato il documento con 32 voti favorevoli su 35 consiglieri presenti. Il gruppo del Movimento 5 Stelle, pur presente, non ha partecipato alla votazione, mentre il Partito Democratico e Liberi e Uguali erano intenzionalmente assenti, giudicando l'appuntamento una passerella per la maggioranza. Il 24 maggio scorso l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito quale confine tra Veneto e Trentino l'intero ghiacciaio all'interno del territorio della provincia autonoma di Trento, per cui, lo ricordiamo, si voterà il 21 ottobre, basandosi su una delibera del Consiglio Comunale di Canazei contro la quale è pendente un ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, del Veneto e del Comune di Roccapietore in provincia di Belluno. Il Consiglio regionale straordinario per ribadire che il Veneto non si fa pestare i piedi, ribadire che il Veneto non si fa rosicchiare i confini, ribadire che come Consiglio regionale, la più alta istituzione democratica della regione, siamo venuti nel luogo dove appunto qualcuno cerca di portarci via un po' di nostra montagna. La montagna è sempre stato il luogo in cui le persone si sono trovate, si sono strette le mani, hanno collaborato. Ridurre una questione di questo tipo con oscuri decreti romani non fa il bene della montagna, quindi noi siamo per sperare in una nuova ripresa dei dialoghi con chi verrà eletto in provincia a Trento, perché ripeto, con i decreti e con i ricorsi in tribunali non si fa il bene della montagna.